Tutte le volte che si inaugura un pronto soccorso è un punto avanti che realizza la sanità pubblica, anche quella privata, nell'interesse del cittadino. Il pronto soccorso è il primo impatto del paziente e deve obbedire secondo me a due logiche: la capacità dell'emergenza medica, strumentale, e anche all'accoglienza, perché il paziente si trova traumatizzato, quindi essere accolto anche in un ambiente accogliente come quello che stiamo inaugurando è un fatto estremamente positivo. Noi siamo particolarmente impegnati come governo sin dall'inizio sulla tutela della manutenzione dei pronti soccorsi e l'apertura di nuovi pronti soccorsi. Questa di oggi per me è una giornata estremamente positiva. Continuiamo naturalmente nel nostro percorso nella consapevolezza che occorre fare sempre di più e meglio a tutela della salute dei cittadini. Abbiamo anche dei punti di eccellenza in Sicilia, dei grandi interventi che vengono realizzati da grandi medici, chirurghi e non. Abbiamo centri di eccellenza come l'ISMET, centro trapianti. Ci sono delle realtà che dobbiamo ricordare a noi stessi per fare in modo che nessuno pensi che non ci sono, diciamo, presenze ospedaliere, sanitarie e medicali all'altezza della situazione. Occorre lavorare sempre di più, e in questo vi posso assicurare che non staremo mai un giorno fermi per tutta la legislatura.